Come ogni anno organizziamo un concorso per le scuole di design italiane in collaborazione con vari enti e aziende come Filmar, l'Istituto Oncologico Mantovano, l'Associazione Culturale Marketing nelle PMI. Un concorso che vuole andare a ricercare le migliori idee dei migliori talenti designer italiani per poter poi provare a realizzare queste calze, immetterle sul mercato e una parte del ricavato di queste calze poterlo donare all'Istituto Oncologico Mantovano per la ricerca e l'assistenza dei malati. Hanno partecipato il Politecnico di Milano, l'Accademia di Belle Arti di Bologna e lo IUV di Venezia. Marketing Designer Academy non è un'istituzione formale, ma un luogo virtuale in cui i giovani designer possono trovare occasioni di condivisione e opportunità di lavoro, nonché partecipazione a premi e bandi. I ragazzi che compongono questo progetto sono i vincitori delle scorse edizioni, sono coordinati da me e dagli altri ragazzi dell'Associazione Culturale Marketing nelle PMI, che ha sede a San Benedetto Po. Come Istituto Oncologico Mantovano siamo molto grati per questa iniziativa, perché tramite queste altre iniziative noi riusciamo a raccogliere fondi per supportare i malati oncologici sia in oncologia che in cure palliative nella parte finale della loro vita. Oltretutto sono il responsabile anche amministrativo dell'Istituto Oncologico Mantovano e posso garantire che cerchiamo di spendere al meglio sempre queste risorse per realizzare dei progetti rivolti proprio al sollievo dei malati oncologici. I vincitori sono 3 a pari merito, quindi realizzeremo 3 calze di 3 giovani designer, sono 2 dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e 1 del Politecnico di Milano. Hanno vinto 3 progetti di 3 designer diversi. Questo perché hanno ognuno di loro rappresentato qualcosa di importante per noi. Un premio è andato a vedere la barriera corallina, sensibilizzarci sulla sua scomparsa. Un altro premio è andato a sensibilizzarci sullo sguardo alto, quindi le nuvole e uno sguardo diverso da quello a cui siamo abituati normalmente. E un altro premio è andato invece a sensibilizzarci su quello che ci circonda, tantissimi aspetti geometrici, di affreschi mantovani su cui non avevamo mai posato lo sguardo, invece questa giovane designer ci ha mostrato qualcosa che era attorno a noi e che ci ha fatto molto piacere vedere e poter valorizzare. Quindi 3 progetti che noi vediamo come un unicum, quindi un vincitore unico, ma che poi è rappresentato da 3 progetti diversi. Una bellissima realtà, un'azienda di San Benedetto che produce Made in Italy di altissima qualità, ma che non pensa solo alla produzione, ma ha sempre una finalità multipla. Un plauso davvero a Stefano, a tutti i ragazzi di About Socks che stanno collaborando con grandi aziende e con grandi istituti, con le università e gli istituti di design per questa possibilità.